Il calcio dilettanti in Friuli Venezia Giulia non finisce al 90°, non si chiude con il triplice fischio dell'arbitro, continua nel post partita con il terzo tempo, analizzare la gara che è conclusa oppure ricordare una storia del passato, passare del tempo con degli amici al chiosco. Come in nessun'altra regione in Italia il calcio dilettanti si vive così, si vive con il terzo tempo e da oggi lo faremo anche in TV, andando a raccontare il nostro calcio così, con gli amici, con gli ospiti, con gli opinionisti, analizzando immagini, temi, andando ad approfondire quello che è successo, ma anche a ricordare aneddoti e storie. Il terzo tempo del calcio dilettanti da oggi anche in TV. Insieme a noi e con voi si parte da stasera. Sigla. Non sarà un'avventura, un'avventura, non è un fuoco che col vento può morire, ma vivrà quanto il mondo, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. No, non è un'avventura, è un percorso, il vostro percorso che è iniziato con la Coppa e con i campionati, iniziata l'eccellenza, iniziata la Serie D, inizia il nostro percorso da condividere intanto con i nostri opinionisti. Benvenuti Davide Barlocco dalla Carnia, ciao Davide, intanto sono partiti dagli ospiti, gli opinionisti, eccoli qua, eccolo Davide Barlocco, ciao. Passato nel campionato regionale, dappertutto, giocato in Serie C, in Serie D, ex portiere, poi al centro, il nostro compagno di viaggio, sarà spessissimo qua, Simone Fornasiere. Ciao Simone. Buonasera a tutti. Dalla Carnia, Gorizia, un simbolo di Gorizia, Enrico Cocceani, ciao mister. Ciao Massimo, buonasera a tutti. Squadra di opinionisti per chiacchierare con me, ma naturalmente gli ospiti, stasera si parla di ritorni, ritorno in eccellenza dopo 10 anni, tutte le neopromosse giocheranno in casa, ne parleremo, il Muggia 1967 del presidente Marco Bertocchi. Ciao presidente, buonasera, arrivato da Muggia ai nostri studi di Udine, poi parleremo del Pordenone nuovo che riparte e lo deve comunicare il genio della comunicazione nero-verde, Marco Michelin. Ciao Mica. Buonasera Massimo, grazie dell'ospitalità e delle belle parole. È così, dai, hai raccontato il Pordenone in tutta Italia, non solo in regione. Noi racconteremo il calcio dilettanti, insomma questa avventura, come abbiamo detto, questo percorso, e abbiamo scelto una canzone bellissima, ragazzi. Qual è la vostra canzone preferita? Lo chiedo ai miei opinionisti, vai? The Final Countdown. Ok. No, io resto sull'italiano come te, io ti dico Rimmel di Francesco De Gregori. Bellissima, Coce. Enjoy the silence, dei Depeche Mode. Tu dovevi farmi una roba grintosa. Marco Bertocchi. Più bella cosa di Ramazzotti, perché l'anno scorso il nostro a ogni gol il nostro partiva la canzoncina. E la cantavate. È rimasta nel cuore. Tra l'altro la interpretavate benissimo, Mica. Per il periodo Giovanotti, nuova era, insomma, ci può stare. No, ci sta anche per noi questa sera, no? Vi interessa la mia? Oppure andiamo avanti, ho già perso troppo tempo? Pensavamo un'avventura di... No, quella lo sento per la... A me piace Quattro stracci di Francesco Guccini, chi la conosce? Solo qualche vecchio come me che dice io sono fiero del mio sognare. Ragazzi, ho sempre sognato e immaginato qualcosa di importante per i dilettanti. Devo ringraziare l'editore Anna Copoulos che ha voluto questo progetto. Ringrazio Martina Nessi che mi ha affiancato in queste settimane, vice direttore Avarino. Grazie per la fiducia. Noi cercheremo di ripagarla insieme ai dilettanti per raccontarli in una maniera unica. Ogni sera alle 19:30, alle 21:10 in prima serata con tante cose. Siate pronti perché adesso partiamo. Prima cosa, è iniziato, chissà come aveva immaginato il suo percorso, l'inizio in Serie D, il Brian Lignani
Lignano forse lo aveva immaginato un po' diverso, magari quel rigore bisognava darlo. Partiamo dalla Serie D, alle 19:30 era ospite Alessandro Moras, mister del Brian Lignano, e allora sentiamo come ha analizzato l'esordio assoluto del Brian Lignano da tutto campo più o meno un'ora fa. Sentiamo. Allora, per me questo è un errore molto grave dell'arbitro, perché di questo si tratta, perché dal campo era evidente, perché credo sia stato anche facile da vedere ed è una valutazione credo facile. Però detto questo non abbiamo fatto 0-0 per colpa dell'arbitro. Questo si deve vedere, allora, tutto lì. Massimo, sì, se parliamo dell'episodio, il braccio è sopra la spalla, io siamo sempre andato alle riunioni che organizzano gli arbitri qua in Friuli e sono davvero bravi a spiegarci in che regolamento, il braccio è sopra la spalla, credo sia un rigore evidente. Però ti ripeto, è un errore fine. Credo che anche noi come movimento dobbiamo andare anche oltre queste cose. Certo, c'è un concetto base di Alessandro Moras, possiamo dirlo. Qualsiasi cosa accada è ovvio che l'obiettivo è salvarsi, fare punti, però sul come sei sempre stato abbastanza chiaro, no? Lo hai detto domenica dopo la partita, giocando così o provando a giocare così, ci tieni a questa cosa? Ma sì, allora sì, ci tengo perché credo che giocare bene dia più probabilità di avere dei risultati. E questo sarà una nostra sfida anche perché la nostra squadra è strutturata per giocare in questo modo, non abbiamo caratteristiche fisiche per provare a fare altre cose, quindi è una squadra che deve provare. È la sfida di Moras, parto da Barlocco, no? Certo. Tu l'hai vista a Chions, cosa mi dici? Guarda, è una squadra attrezzata bene, a mio parere, è un allenatore che secondo me ha un'idea di calcio molto marcata e si vede, la prima di campionato effettivamente poteva meritare qualcosa di più. Sono stati veramente un po' sfortunati, vuoi anche per la bravura del portiere avversario, c'è da dire che Sacon, il portiere, ha fatto una parata incredibile sul rigore che quindi ha permesso di prendere sto punto, dopo un rigore così non si può non vedere, ecco, questo è chiaro. Io vorrei sapere il coach cosa avrebbe fatto, molto sportivo, bello il messaggio che lancia il mister, che è giusto guardare oltre e fa benissimo. Coach, cosa avresti detto? Beh, gli avrei chiesto se era a una gara di piscina, cioè di pallanuoto, perché non vedere una cosa del genere con la mano così, un tempo forse l'avrà condizionato, forse era convinto. Troppo grave. Non è possibile, se tu guardi l'immagine, lì c'è l'arbitro vicino e soprattutto c'è l'assistente, è impossibile. Impossibile non fischiare questo rigore qua. Secondo me l'arbitro è messo addirittura meglio della telecamera, il prospetto addirittura migliore della telecamera. È vero. Che noi la guardiamo dalla telecamera a non so che inclinazione, 45 gradi forse, ma l'arbitro è frontale. Hai ragione. Per me è non puoi non dare un rigore Sì, così. sì, l'abbiamo detto, che post avrebbe fatto Michelin al triplice fischio? Beh, intanto ti avrei prestato per l'immagine e per pubblicarla e credo che post muto è il suo, insomma. Post muto, sì. È difficile. Anche per non prendersi responsabilità. Esatto. Che bello il messaggio di Moras. Ve lo parto dall'allenatore, poi vado da Fornasieri che mi è venuto ad andare velocemente sulle due altre regionali, poi si comincia ad analizzare l'eccellenza con le nostre scelte. Il messaggio di Moras, salvarsi giocando. Ale questo, insomma, ha la sua filosofia, è giusto che ci creda perché se l'è guadagnata sul campo. La società lo sta secondando, secondo me, con un mercato proprio per le caratteristiche di Ale e quindi è giusto che vada avanti col suo pensiero. Onesti. È un bellissimo messaggio. Vi piace di più il messaggio o lo trovate più un rischio? Oggi è solo la prima giornata, più rischio o più bello? Ci piace, avanti così. Onesti, perché dire che è bello lo dobbiamo dire, però voglio chiarezza. Tu eri un pragmatico. Io ero un pragmatico, quindi ti direi assolutamente bisogna far punti. Il miglior gioco è quello che ti porta a far punti in una situazione poi di neopromossa. Certe volte penso che bisognerà sfoderare il coltello fra i denti per portare a casa. Quello lo sa Moras, non è che questo lo ha detto stasera. Per te, Simone? È un rischio, belli che fanno un bel gioco. Mi aspettavo e mi aspetto che in queste prime giornate, proprio per il fatto che loro hanno dato continuità alla squadra che ha vinto l'anno scorso, debbano fare più punti possibili, però è un rischio, questo è un campionato difficile. Più rischio che insomma, diciamo così, ti soffermi più sul rischio che sulla bellezza dell'idea. Poi speriamo tutti
che funzioni. Scusa, concludo, Michelin l'ha conosciuto tutti, parlato, ha vinto 7 campionati senza prendersi un rischio, senza giocare bene. Quando ha fatto male anche giocando male. Bertocchi, hai fatto un po' di Serie D nella tua storia calcistica, no? 3 anni, come la vedi? È giusto che provi a giocare il suo calcio, ovviamente per ogni partita storia a sé. Ma si riesce? Comunque un rischio. Ma perché? Comunque un rischio. È sempre il solito discorso. Potrebbe essere che uno dica sì, ma in D non riesci. Perché ci sono squadre che obiettivamente, con tutto il rispetto, hanno più qualità del Brian. Comunque. Certo, dai, no, sì, certo. Non mi dirai che la Luparense ha meno qualità del Brian. Poi speriamo che il Brian arrivi, le vinca tutte, ma... No, se ce la fa, mettiamo firma adesso. Io... Ovviamente faremo il tifo alla grande. Davide, dai che... Io sposo l'idea di Alessandro, nel senso che la società gli dà fiducia ormai da anni, ha fatto un bellissimo percorso che l'ha portato in D, è giusto che continui a fare il gioco che lo ha portato lì. È vero, come giustamente hanno detto tutti gli altri, che nella Serie D ci sono squadre assolutamente più attrezzate, ma ciò non toglie che col bel gioco possono venire anche risultati. Chiudiamo col Calvino Ale, ha fatto veramente un gran secondo tempo e bisogna dirlo forte. Peccato, perché ha sbagliato 2 gol, lo ha detto il mister, bravo anche in questa, l'analisi è perfetta. Oltre, è giusto commentare l'errore dell'arbitro, ma noi abbiamo fatto 2 errori che dobbiamo toglierci. Una parola, mi devi dire una parola sul Cerris Muzzano, una parola sul Chionse, poi passiamo all'eccellenza con le scelte di miglior squadra, giocatore e allenatore. A ruota libera? Vai, una parola. Beh, Charlins per me domenica scorsa è una partita che fa poco testo, perché ha diluviato, ha dirotto da 40 minuti prima al 40 minuti dopo, quindi sabato col Mestre. Sabato col Mestre, se le condizioni meteo sono normali. Speriamo. Rispetto a un'altra cosa, il Chionse è una sconfitta bruttina. Perché sei andato in vantaggio e ti sei fatto riprendere subito. Secondo tempo sei rimasto in 10, è vero, hanno preso 2 gol con 2 gol da un tiro deviato, il tiro forse della domenica, no? Però brutta sconfitta. Se parti con una sconfitta quando già sai che sarà un campionato dove, almeno sulla carta, dovrai giocare per salvarti. Però attenzione, Real Calepina come Virtus Ciserano sono delle incognite. Lo scopriremo solo vivendo, per restare con le canzoni. canzoni. Real Calepina si scopre la più forte, vince e diremo alla fine, abbiamo parlato per nulla quel lunedì. Vero. Aspettiamo, è tutto da scoprire veramente questo girone quest'anno caratterizzato dalle squadre di Bergamo. E adesso è il momento di parlare della prima giornata di eccellenza. In generale da qui ogni martedì parleremo di dilettanti. Come lo faremo? Andremo a scegliere le storie, le situazioni che ci hanno colpito, nominando migliori squadre, migliori giocatori, migliori allenatori, fra poco anche chi non va, chi è il miglior gol e la miglior parata, quindi assembliamo tutto il mondo dei dilettanti. È chiaro che oggi è la prima giornata di eccellenza, noi prendiamo in considerazione solo il campionato e partiamo da lì. Ah sì, io le nomino le migliori, ma poi il compito degli opinionisti è dire se la mia scelta va bene o se vogliono proporre un'altra e farmi cambiare idea. Cominciamo la miglior squadra scelta a terzo tempo. Punizione di Zamuner e tocco sotto di Zucchiatti e così il Fontanafredda vince 1-0, unica neopromossa a prendersi i 3 punti su un campo difficile come quello del River Fleibano. La squadra di Max Rossi protesta, vorrebbe un rigore che non arriva, poi la squadra di Malerba sigla il gol vittoria e mantiene il vantaggio e arriva così la prima vittoria al ritorno in eccellenza. Abbiamo un Barlocco con gli appunti, attenzione. Hai appuntato qualcosa anche su Fontanafredda? Sì, certo. Fontanafredda è una squadra neopromossa che a mio parere è attrezzata bene, è una squadra che secondo me potrebbe fare molto bene. Diciamo che oltretutto io mi sono segnato anche il fatto che avrebbe potuto anche segnare ancora un gol, dove è stato molto bravo Lizzi a salvare il 2-0 su una ripartenza, quindi è una squadra che può fare molto bene. Simone, che vittoria è? Quella del Fontanafredda è una vittoria importante in casa di una squadra, ma non voglio anticipare temi, che è partita male, che sta facendo fatica, poi ci racconterai se c'è un flop, top, tutto, perché ancora non l'ho capito, quindi ci torneremo. Però io come squadra
dico un'altra. Dico il San Luigi, perché l'altro anno dopo il cambio con Poceco ha chiuso in crescendo, è ripartita passando il turno, riposando l'ultima giornata di Coppa Italia e ha battuto comunque il Tolmezzo, che era una delle grandi attese per la sorpresa dell'anno scorso. Quindi se devo dirti la squadra, io ti dico per questo inizio e per domenica il San Luigi. Quindi tu mi vuoi far cambiare il Fontana Fredda perché ritieni che sia più difficile anche la vittoria del San Luigi rispetto a quella del Fontana Fredda? Contro un Rive Fleibano che ti lascia dei dubbi, mi fai capire esatto, questo? Perché che dubbi? Il Rive Fleibano? Beh, insomma, è partito malissimo il Rive Fleibano. Io l'ho visto in casa col Fiume in Coppa e hanno fatto una partita dal mio punto di vista da dimenticare. Sono andati a Premariacco, vabbè, serviva la goleada, ma in casa col Fontana Fredda, neopromossa, mi aspetto che fai meglio. Non mi aspetto che anche quest'anno fai 7 sconfitte, 6 o un punto nelle prime 6 per poi svegliarti e avere i rimpianti a 4 domeniche dalla fine. Ma se facevamo 5 punti eravamo secondi noi. No. Arloco, mi tieni il Fontana Fredda o ne vuoi segnalare una? Ti tengo il Fontana Fredda, anche se a dirti il vero, a me piace molto anche l'idea di gioco del Monfalcone, dell'UFM. Cozzi. Guarda, Simone mi ha un po' sballato, no? Nel senso che quello che dice lui lo volevo dire se tu mi chiedi dopo il miglior allenatore, nel senso che c'è un percorso secondo me. Allora, sulla squadra io ti dico rimango sulla tua. Sì. Rimango sulla tua perché partire da neopromossa con una vittoria è fondamentale. È fondamentale, poi insomma Fontana Fredda rientra in eccellenza dopo un paio d'anni che non calcava quel campionato lì. E quindi partire con una vittoria fatta così su un campo che non è mai facile giocare a Rive, non è mai facile giocare a Fleibano. Io capisco Simone che mi sottolinea che è partita male. Io quando allenavo temevo per le proprie caratteristiche del campo e quant'altro. Quindi bravi perché hanno fatto una vittoria che secondo me gli dà entusiasmo, gli fa lavorare tranquillamente in settimana, gli fa capire che sono sulla strada giusta. E quindi io reputo che hai fatto la scelta giusta. Tra l'altro Fontana Fredda è un tema che interessa ormai anche a Michelin, perché il tema campo a Pordenone, tra il Bottecchia e il Tognon ci sono degli incroci incredibili. Tuttora io credo, non ho avuto conferme ufficiali se esordirà il Tognon o meno. Mi pare di sì, dovrebbe avere, sì. Quindi gioca in casa la prima. C'è anche questo percorso pesato. Con San Luigi, quindi con San Luigi, restiamo esatto. in tema. Insomma, sarà bello che alla fine, dopo queste settimane di incertezza, entrambe le squadre giocheranno nel proprio campo. È vero. Sicuramente il Tognon è un campo anche nei cuori neroverdi, perché è stato l'ultimo stadio che ci ha ospitato nei professionisti. Certo. Si spera in futuro di ritrovarlo negli anni. No, però lo ritroverete, è stato annunciato che per un periodo dovrete un attimo trasferirvi anche in promozione. Sì, no? anche c'è una gara di Coppa che probabilmente si disputerà lì. Però il tema stadio, cioè il Tognon secondo me può portare qualcosa, cioè noi abbiamo degli impianti adesso che sono davvero importanti, abbiamo visto il Brian Lignano che è andato in D, il Fontana Fredda che gioca al Tognon, può portare punti in eccellenza un campo così o no? Beh, sicuramente quando sarà poi nelle sue migliori condizioni, entrare in un campo del genere sicuramente ti dà un qualcosa di diverso, e saperci giocare sopra, essere abituato a giocarsi ogni 2 settimane ed essere il tuo campo, non può che darti un qualcosa in più. Ecco, l'anno scorso mi pare che il Tognon nel finale comunque una mano alla vittoria di Ciccio Campaner è stato un valore. Quindi Bertocchi, tu invece sulla miglior squadra che cosa avresti fatto? Valgono, io chiedo un po' di consigli, ma vale poi la platea degli opinionisti. Concordo sul Fontana Fredda, comunque come dice anche il mister Cocceani, danno promossa, comunque vincere subito la prima in trasferta non è mai facile. Forse avrei messo anche il Tamai, comunque vincere la prima con 4 gol subito, anche se è una signora squadra. Allora, sul Tamai dico subito una cosa. Tamai io mi aspetto quante volte di inserirlo, credo spesso, però intanto è partito alla grande. Barlocco l'hai visto. Sì. Io voglio solo sapere una cosa, quanto è stato superiore il Tamai
Che cosa ti ha mostrato questo esordio? Ci sono stati invece dei limiti del Profagania. Dammi una lettura di questo 4-1. Allora guarda, è stata una partita per assurdo equilibrata, che quando vedi il risultato dici non può essere equilibrata una partita che finisce 4-1, dove il Fagagna ha giocato molto bene. Ovviamente il Tamai è una squadra secondo me attrezzata per stravincere questo campionato, perché davanti ha una qualità veramente devastante, ma veramente devastante. Detto questo, per ampi tratti il Fagagna ha fatto veramente molto bene. Quindi è un Fagagna che nonostante il risultato ha dato dei segnali? La promuovo, l'idea di calcio dell'allenatore a me piace molto, devo dire la verità. Hanno fatto degli errori. E 3 gol su palla inattiva. Esatto. Quello un po' Hanno marcano a zona sulle palle inattive e effettivamente hanno sbagliato tanto proprio in questa situazione, ma è una situazione assolutamente lavorabile, quindi non è questo che mi preoccupa. Non ti preoccupa. Vedo un bel gioco del Fagagna. Mi pare che ha preso 2 pali il Fagagna, no? Sullo 0-0 mi pare, ecco. Quindi sì, no, beh, il Tamai ha rispettato le attese, no? La prima giornata, si sapeva anche per la Pro Fagagna che non sarebbe stata una trasferta facile, perché insomma quest'anno se c'è una squadra che parte in pole position per la vittoria finale è il Tamai, un roster importante. È tecnicamente la prima trasmissione, no? Per me da stasera parte tutto, quindi la classica domanda bisogna farla, visto che l'hai detto, la favorita dell'eccellenza. Ogni trasmissione che si rispetti deve dare questo verdetto all'esordio. Ok, io ti dico il Tamai, ma occhio al Monfalcone. Barlocco? Sono d'accordo con lui, il Tamai davanti, guardate, Mortati, Stiso, Zorzetto, Carniello fanno paura. Il ritorno di Stiso. C'è Bugman anche. Sì, e calcola che Morassutti si è rotto, che sarebbe un altro giocatore. Cocea. Tamai e UFM. Io mi aspettavo un Gorizia da qualche parte. Ma no, non credo. No. Credo che il Gorizia abbia perso molto. Ha perso tanto, troppo. È una squadra nuova Però è sempre Gorizia. per tanti giocatori, no? Va bene, quindi non è tra le favorite. Sentiamo. Tamai. Tamai, insomma, sarebbe bello rivederlo nella sua categoria dove... Vero. Tamai preoccupatissimi stasera. Che comunque io volevo aggiungere anche una cosa, perché Di Agostini, che era squalificato, ha avuto la fortuna di averlo a fianco a me in tribuna, e vi posso garantire che per ampi tratti della partita non era soddisfatto della sua squadra, soprattutto perché ha a tratti giocato sotto ritmo, e mi trovo d'accordo con lui, e sull'1-1 si è girato verso di me e ha detto non so quanto possa finire questa partita. Quindi, e poi è finita bene, devo dire. È finita bene, ma bene. Con un gran gol. Poi si sapeva come finiva. Ecco. Bene. E tu, scusa? Confermo Fontana Fredda. No, chi vince il campionato? Ah, scusa, chi vince il campionato? L'avete detto tutti. Dico solo che spero in una lotta, perché l'anno scorso il Brian Lignano, l'8ª giornata, prende e se ne va. Spero che questa eccellenza non sia così. Però la vittoria del Gorizia Lignano, un briciolino di... Ma poco. Però dai, quella sera mi ricordo che tu avevi detto, dai. Ci provi. È vero o no? C'è la speranza, se il Brian perde la domenica dopo, che mi pare giocava a Tamai, e tu vinci, magari... C'è la speranza. Io vi ho buttato lì il nome della Pro Gorizia per una questione, perché comunque è una squadra che negli ultimi anni è sempre stata lì, ad un passo, e non è riuscita a vincere niente. Chiaro che magari per la piazza, per gli ultimi anni, uno dice ma Gorizia in qualche modo ci proverà. Poi è vero, ha perso tantissimo, ha perso tantissimo. È partito un nuovo progetto, cioè non si resetta, si riparte secondo me con caratteristiche di giocatori completamente diversi. Il lavoro di mister Sandrin sarà fondamentale, e poi sì, in questo momento la Pro Gorizia è un cantiere aperto, perché ogni settimana sta arrivando un tesseramento, quindi insomma secondo me è una squadra buona, che ha delle prospettive di crescita sicuramente, ma legata anche al fatto di questo nuovo progetto che la società, giusto o sbagliato, ha voluto fare. Posso lanciare una provocazione, una domanda, poi tu sei nell'ambiente, se non vuoi rispondere. Ma allora non conveniva lanciare un progetto nuovo l'altro anno, al primo anno di Sandrin? Ma allora guarda, secondo me ci sono tante considerazioni da fare su questa domanda che tu poni. La prima è: arrivi da un campionato che te la sei giocata. Che hai buttato via alla fine. Che te la sei giocata, ok? Te la sei giocata. Arriva un mister come Sandrin, cioè arriva Sandrin,
da un campionato di un certo tipo, quindi le aspettative della squadra con un mister vincente, perché penso che su questo non possiamo dire nulla, ok? È logico che tu cerchi, provi, poi trovi, secondo me, una squadra che ha fatto un campionato, insomma, da togliersi... No, intendevo buttato via per il secondo posto secondo me, quell'ultima probabilmente domenica. alla società quest'anno hanno deciso che dopo tanti anni con un gruppo di giocatori era giunto il momento di fare un reset, giusto, sbagliato, hai capito? Bisogna capire quanto l'hanno voluto la società, quanto l'hanno voluto i giocatori. Assolutamente, però a questo perché punto... se mi dici che l'ha voluto solo la società è un progetto chiarissimo, però ma io vorrei qua la società, gli dico, ma l'ha voluto completamente la società o l'ha voluto i giocatori lì? Massimo, questo è un tema che questo, quando succedono queste cose qua lo sappiamo benissimo, no? Che c'è sempre una cosa che succedono questi episodi. Quindi detto questo, la società però è intervenuta immediatamente sul mercato, ha preso, io ieri ero a vedere la domenica la partita e c'era un giocatore solo dell'anno scorso. Cioè, capiamoci, scusate, Boschetti capitano, unico giocatore dell'anno scorso, un cantiere aperto. Però aver cambiato squadra non significa non essere una buona squadra. No, infatti non ho parlato di non essere una buona squadra, io ti dico che però la Pro Gorizia in questo momento è un cantiere aperto e quindi non ha l'amalgama di un Tamai, non ha un'amalgama di una squadra che secondo me nessuno sottovaluta, che è il Fiume Veneto, perché io il Fiume Veneto... Guarda, facciamo così, arriviamo. Dico solo una cosa, perché poi stiamo anticipando temi, perché di Gorizia ne parliamo fra pochissimo comunque, ma attenzione, però tu avevi già un percorso e completare quel percorso, secondo me, era portarlo a termine guardando la promozione, visto che eri già partito con un certo livello. Poi vedremo, dai, comunque è stato fatto un mercato forte, hai ragione, è una squadra che riparte, però qualcuno si è già messo in mostra, che è Pluchino, e si è confermato, e ne parliamo fra poco. Prima però il miglior allenatore di questa prima giornata, vediamo. Ritorna in panchina dopo una stagione ai box mister Massimo Muzzin. A lui viene affidato un Fiume Veneto Bannia interessante che vorrebbe provare a decollare veramente per la prima volta in eccellenza. Partire bene era importante, non sbaglia. Il Fiume Veneto Bannia vince 2-1 e il mister ritorna nel modo giusto, in eccellenza. Qua cosa mi dite, coach? Sono d'accordo, come ti stavo dicendo prima, all'inizio dell'anno, proprio parlando con qualche addetto del lavoro, ho definito il Fiume Veneto la squadra che tu non vorresti mai affrontare, come andare dal dentista. Sono quelle squadre che quando tu le affronti ti puoi fare tanto male. Quindi secondo me Fiume Veneto quest'anno con il mister Muzzin, che poi tra l'altro reputo un bravissimo mister, sarà un outsider, sarà una squadra di quelle che farà secondo me un bel campionato, perché anni che ha sempre no, è passata da una salvezza, una sofferta, una salvezza ben fatta. Quest'anno ha messo vicino qualche giocatore che secondo me gli farà fare il salto di qualità. Simone, come la vedi? Io metto Muzzin anche perché può essere un elemento che può portare alla crescita del Fiume Veneto Bannia. Ti dico, siccome lui ha detto, mister coach ha detto qualche nome, faccio io un nome del Fiume Veneto che secondo me sarà il miglior portiere dell'eccellenza, che è Plai. Secondo me loro hanno preso quello che sarà il miglior portiere dell'eccellenza. Dopo magari Davide. Fiume Veneto sta facendo bene, però io non sono ancora d'accordo con te, quindi io non dico Muzzin. Prima ho detto il San Luigi perché a livello di squadra, però a livello di allenatore, per come è tornato dove aveva già allenato, per come ha esordito in eccellenza, per come si è calato, allora sì, ti dico Massimo Malerba del Fontana Fredda. Vabbè, sono bei nomi, però tu mi capisci che no, ti capisco. Ho scelto la squadra Fontana Fredda, è come premiare premio ma sono simili, no? Cioè, ho capito, però te la devo scartare, ma l'apprezzo, e fai bene a sottolineare come è partito Malerba. Infatti abbiamo parlato del Vediamo se scarti anche la mia. Io dico Zanuttic dell'UFM e non è un caso che i colleghi abbiano detto proprio che l'UFM può essere una sorpresa di questo campionato, un allenatore che secondo me
farà molto bene, a me piace molto, è una squadra allestita bene e secondo me farà un bel campionato. La scarto. Perché, però io ho visto domenica, sabato... Sì, ma questi qui hanno asfaltato il Chiarbolo e hanno battuto il Tolmezzo però, Sì, te la motivo anche. No, certo, hai ragione. Io ho visto sabato però l'UFM e ho parlato con mister Zanutti dopo, che molto onestamente, da persona onesta qual è da intenditore, mi ha detto non mi aspettavo niente di più, perché giocare su un sintetico nuovo con 38 gradi, 40 il 7 settembre poi era difficile fare meglio. Quindi, scusa, poi ovviamente uno da casa potrà dire, ma su che base mi dite il miglior allenatore? Sì, no. Ovviamente noi stiamo qua, è un gioco per nominare, cercheremo di nominare più protagonisti possibili per dire chi si è fatto notare per un risultato, poi grazie agli opinionisti cercheremo di dire chi si è fatto notare perché gioca in una maniera, ha un modo di intendere il calcio, ha fatto qualcosa, quindi capiteci, lo scopo di queste nomination è per raccontarvi, per nominare chi lavora, chi è nel campo, insomma, ed è protagonista nei dilettanti. No, dall'eccellenza in giù. Quindi... quando iniziamo, se capita la terza in ballo, c'è anche la terza che torna, quindi noi, volentieri, noi siamo pronti a tutto. La terza ha la stessa dignità della Serie A. Sentiamo Bertocchi che avrebbe visto come allenatore in questa prima giornata. Concordo con te, insomma, ha fatto una... Comunque Carola che va a fare appunto a Biauzzo col Codroipo, voi fate un gran punto. Sì, un gran punto, ma anche ben giocato, soprattutto nella ripresa, avevamo quasi più gamba noi e abbiamo fatto un buonissimo risultato. Il Codroipo quest'anno noi lo mettiamo tra le squadre importanti, no? Superato il turno di Coppa, è tornato Pittidino, ha certi giocatori, Simone. Quindi... Io lo vedo superiore alla Pro Gorizia, forse perché nel cantiere aperto della Pro Gorizia non conosco tutti, conosco Pluchino, conosco Boschetti che sono giocatori importanti, ma Codroipo assolutamente sì. E poi il Codroipo ha perso Ruffo, ma se Toffolini si mette a fare questi gol, ragazzi, cioè, hanno preso anche l'ex Juventina Bertoli. Insomma... No. Ci sta, hai già toccato un tema, sceglieremo dopo il miglior gol, la miglior parata, dobbiamo raccontarvi storie del passato, stasera abbiamo qualche chicca, però andiamo con ordine. Michelin, tu l'eccellenza come l'hai guardata? Hai qualche nome da farmi? Perché qua ormai passa Muzzin. Ma mi accodo perché conosco bene il mister, è un caro amico e insomma, non per favoritismi, ma parlandoci anche negli scorsi mesi, diciamo, aveva una voglia incredibile, vero. E si vede anche sul campo, credo. Ecco. Quindi Fontana Fredda miglior squadra, Muzzin miglior allenatore, finora le mie scelte non vengono cambiate, quindi capirete. Ma secondo me hanno tutti paura di te, io esatto. Sei l'unico per paura che non li richiami più, dico signor Sira. No, fai bene, dobbiamo far sembrare che ci sia veramente qualcosa in gioco, no? Tutti in nomination per la puntata mensile, perché noi ci troveremo al Nordhotel a Codroipo, sceglieremo poi il migliore del mese, questo premio che abbiamo istituito l'anno scorso, ma che quest'anno trova forza perché le nomination passano da una discussione, da una trasmissione. Allora, miglior giocatore, vediamo che abbiamo scelto, vediamo se anche questo resiste alla nomination, vai. Gorizia punta sul bomber venezuelano che si è messo in luce la scorsa stagione col Fiume Veneto Bannia, autore di 17 gol, e subito alla prima Albert Zott ci mette il sigillo gol del pareggio, prima rete stagionale che salva la Pro da un inizio che sarebbe stato troppo deludente. Coach, eri lì? Sì. Dimmi un po'. Ma guarda, su tutte le occasioni gol della Pro Gorizia c'era lui. È un giocatore che fa reparto, ma molto bene, in maniera molto intelligente, poi perché è molto bravo anche a estraniarsi, a trovarsi la collocazione, è molto bravo ed è bravissimo dentro l'area di rigore. Se tu vedi sul colpo di testa che lui ha fatto, era dietro con un movimento lungo corto, è arrivato sul primo palo e l'ha incrociata dall'altra parte. È andata fuori, guarda, ero a vedere la parete, è andata fuori di pochissimo, questa avrebbe fatto un grandissimo gol. Io poi ero a vedere, perché ti dico nella sua caratteristica questa, perché ero a vedere una partita che hanno fatto a Concordia Sagittaria, un amichevole, lui ha fatto un gol identico. Ha questo movimento, credimi, in area di rigore che è difficilmente marcabile perché proprio parte staccato e arriva. Quindi secondo me la Pro Gorizia ha trovato un uomo d'area.
ed è secondo me è importante. Il miglior giocatore sì, per come è giocato domenica, però io quella giocata che ho visto di Toffolini, quando uno mette giù quella palla lì, si gira in quella maniera lì, fa quel gol lì, È tra i migliori gol, io dico questo merita. È da miglior giocatore. È da miglior giocatore. Al di là che poi sia anche nel miglior gol, ma tu lo vuoi anche lì. Sì. Non hai spiegato la regola se siamo pari, come funziona, poi non importa. Non ok. importa, dai. Perché io non sono neanche stavolta d'accordo con te e nemmeno col coach. Però se mi dai una Te motivazione lo di quelle motivo importantissime, perché io secondo devo me cambiare. il miglior giocatore di questa prima giornata è Mortati del Tamai, perché fa doppietta, è un centrocampista e ricorderà forse per tutta la vita, perché gli auguro di no, resterà per l'unica volta capocannoniere dell'eccellenza per una settimana. Quindi per me un centrocampista e fa 2 gol, tra gli altri uno immagino sarà anche tra i più belli, per me questa è la settimana di Alessio Mortati. Vedo Barlocco che annuisce. Confermo assolutamente, d'accordissimo con te, perché oltretutto l'ho visto in diretta e vi posso garantire che ha fatto 2 grandissimi gol e ha fatto una partita assolutamente da sottolineare, quindi anch'io sposo. Quindi Massimo hai sbagliato. Sì. Devo Devo dire che è una motivazione mica da attento alla comunicazione, me l'ha motivata piuttosto bene. Io no? Mortati nel mio studio me l'ero preparato, quindi era molto semplice, però insomma per andare sul sicuro, anche perché grazie a quello che fai tu e hai creato negli anni, si può vedere un gol del genere. Certo. Perché in altri tempi o in altre regioni anche magari un gol così bello non c'era la telecamera, non c'era il servizio, non c'era niente e avrebbero tutti raccontato del gran gol di Mortati, ma tutti avrebbero detto sì, chissà come l'avrà presa. Sì, poi Invece... ovviamente a parte il gol, il peso specifico in questa partita, solo una cosa per restare alla mia scelta che probabilmente abbandonerò a questo punto, no, però coach, è vero che Pluchino salva la Pro, al di là di tutte le considerazioni che abbiamo fatto prima, diamogli tempo eccetera, però quanto serviva quel gol? Cioè per me ha un'importanza quel gol di Pluchino, Forse, capitemi, la doppietta di Mortati, ovvio che vale, ed è un giocatore fortissimo, ma per un aspetto mentale della Pro Gorizia, quanto valeva? Sicuramente importante, quel senso vieni lì. da una coppa diciamo non fatta bene, ti trovi sotto dopo 5-10 minuti, è logico che è importante. Però se devo andare a vedere, secondo me sì, la tua motivazione sicuramente è giusta. Io però preferisco la giocata. Ok. Perché siamo alla prima di campionato, se mi permetti. Però ho 3 con Mortati e quindi Bertocchi cosa Concordo dici? con Mortati per il centrocampista che è la prima, comunque ti fa una doppietta. Quindi si fa il cambio. Onestamente. Si fa il cambio. Simone Fornaggeri, vedi che questo gioco, che magari non piacerà a nessuno, solo a me, però ha delle regole oneste. Anche perché ci stiamo un po' infervorando sul fatto che non riusciamo a fartela cambiare. Vedi, ufficiale cambio, quindi esce dalla nomination Pluchino, che avevamo scelto noi, e entra quindi Mortati, scelto dagli opinionisti, supportati dagli ospiti. Insomma, tramite questo gioco però abbiamo cercato di parlare dei protagonisti di questa prima giornata di eccellenza. Ovviamente le cose belle hanno la priorità, ma non ci sono solo le cose belle. Nella rubrica una cosa che non va, dobbiamo dirla e provare ad analizzarla. Il primo non va della puntata di questa stagione, lo sentiamo. La gran botta! Non va. Che non sia più il tolmezzo della passata stagione? Il dubbio c'è. Un anno fa, che partenza! In Coppa Italia 9 gol fatti e 1 subito e qualificazione. Centrata. Quest'anno il paragone è sconfortante. 1 fatto, 2 subiti, eliminato in Coppa e sconfitta in campionato a San Luigi per 1-0. C'è qualcosa che non va, è solo l'inizio, ma è giusto chiederselo. E qua la domanda è lecita, no Simone? È assolutamente lecita, io insomma, concordo con te, dico che Tolmezzo e Rive sono le due, i 2 non va secondo me di questo inizio stagione, però concordo questa volta con te con il Tolmezzo
e ti dirò che secondo me entrambe avranno grossi problemi a fare gol. Però, davanti. Ok, a fare gol. Anche se il Rive potrebbe rispondermi, a Premariaco in Coppa ne abbiamo fatti 4, subendone 4. Però il Tolmezzo, e poi il Tolmezzo, il dato che di questo inizio stagione, a Chiarbola pareggia in rimonta. Col Monfalcone, anche se qualcuno mi dice che forse meritava qualcosa di più, prende gol nel finale. A San Luigi prende gol nel finale. E quindi è un problema, perché le partite durano 90 però minuti. poi, al di là del Tolmezzo, se crescerà, perché io credo di sì, perché adesso ne parliamo con Barlocco, sono anche dei nomi interessanti, però sicuramente l'entusiasmo, quello sprint della scorsa stagione, prima di arrivare a Davide voglio parlarne con Coce di questo, perché tu da neopromosso, con Gorizia cosa hai fatto? Boom! E poi pian piano succede questo calo, è tipico della neopromossa che è partita forte l'anno prima? Sì, è una cosa che ti può capitare. Io però dire che una cosa non va dopo un anno di campionato, cioè, l'ho messa molto col direi punto proprio di domanda. Prendiamola come gioco, no? Sì. Diciamo che l'unica cosa che posso dire è che il Tolmezzo deve ritrovare l'entusiasmo, la concentrazione, l'abnegazione, tutte quelle cose che l'hanno reso forte l'anno scorso. Era una squadra neopromossa, è partita benissimo, mi sembra che le prime 5 partite l'anno scorso le abbia vinte tutte. Okay. Beh, il Tolmezzo è primo l'anno scorso fino a quando non scatta il Bria. Certo, riconfermarsi non è mai facile. Ma il secondo anno è sempre il più difficile. A me il più maledetto, Io è vero o no? Di solito il secondo anno cambiavo tanti giocatori, perché o cambi il mister o devi cambiare tanti giocatori, perché ti subentrano quella fase di adeguamento, di qualcosa che, cioè, di chimica che non è più la stessa. Ecco, questo è l'unico rischio che potrebbe esserci. Marco Bertocchi, da presidente, ex giocatore, che sicuramente queste dinamiche le ha vissute. Sicuramente, l'anno scorso anche il Tolmezzo era abbastanza sulle ali dell'entusiasmo, ha vinto la promozione 2 anni fa e comunque da neopromossa... Voi state vivendo l'entusiasmo ancora, no? Ma sì, io anche ho vinto 2 volte la promozione, col Muggia e col Kras, no? Col Muggia la quinta giornata eravamo primi in classifica. Succede, abbiamo vinto no? Bonazzo e dopo abbiamo vinto la Coppa Italia Regione d'Eccellenza, però ci siamo salvati all'ultima. Che anno era? 2006? 5-2006, sì. Esatto. Stasera vi faccio vedere una chicca che mi ha portato Bertocchi. Quella Coppa Regione del 2006, a Muggia devono star lì adesso tutti. Ci fosse anche il più bel film possibile, bisogna star lì e aspettare. Film preferito, ne parleremo. Il bello, il buono, il cattivo. Il buono, il brutto, il cattivo. Sì, il buono, il brutto e il cattivo, scusa. Gran film. Allora, non basta una corda per fare un impiccato, dice il buono, il brutto, il cattivo. Questo me l'ha segnato l'amico Granzo, e quindi Tolmezzo, tranquilli, non c'è nessuna corda, non c'è nessun impiccato, però ci abbiamo messo questo punto di domanda. Vediamo se mi dà qualche risposta Davide Barlocco. Ma io sinceramente non mi sento di bocciare questo Tolmezzo. Tutto vero quello che avete detto, nel senso che ci ha abituato l'anno scorso a una partenza mostruosa, una condizione atletica che è perdurata per tutto il campionato, facendo un campionato inaspettato, e su questo siamo tutti d'accordo, si presume. Quest'anno cambiano parecchio, soprattutto cambiano un direttore sportivo di grande spessore, questo è fuori di dubbio, e vanno a fare anche una campagna acquisti che secondo me è di livello. Quindi è arrivato Curumi del Brelignano. È arrivato Rigo, a parte che Rigo è già fermo ai box, che ha qualche problema, un menisco, ma comunque si sta allenando anche Garbero. Curumi, Toso, Rigo, Garbero, se ci aggiungo anche Chiucchero, ti sto parlando del Torviscosa 2. Sì, però io ripeto, davanti manca qualcosa. Davanti. Sì, diciamo però che Garbero ti può dare qualcosa. Sì, ho capito, ma Gregorutti e Motta, a cui voglio bene, hanno dimostrato di essere di categoria, però... L'anno scorso l'hanno fatta anche bene, no? Assolutamente. Salgono anche per loro le primavere. Grego, io spero che lo facciano patrimonio del calcio dilettantistico. Motta secondo me sta ancora bene, l'ho visto bene. No, chiaro.
Anche Grego. Anche Grego, sì, io sono convinto che il Tolmezzo presumo che non faccia lo stesso campionato. Però deve trovare di nuovo Certo. quell'alchimia. Sì, deve ripartire un po', no? Sì, questo anche sì. Ti piace questa mossa di De Magistris di lavorare anche su cose già sull'usato suo sicuro? Ma è un usato garantito, cioè, Toso l'altro anno ha avuto un anno particolare, va bene, ma Rigo se rientra, se ha il menisco vuol dire che fra un mese rientra. L'altro anno quando è rientrato a Fagagna ha dimostrato essere giocatore, Curumi l'altro anno al Brian si è tolto spazi, Garbero l'altro anno ha fatto da titolare a Montecchio la D tutto l'anno e 2 anni prima a Tor Viscosa. Se posso chiudere con una battuta, che il problema dicevo davanti, e loro quest'anno tutta l'estate dicevano proveremo a lanciare Nagostinis, che secondo me è un attaccante interessante, e domenica ha fatto lui l'autogol, non me ne voglia, no? Quindi è partito facendo gol, poverino, ma è una battuta, insomma, proprio veramente una battuta. Sì, che comunque resta sempre una squadra con una solidità difensiva mostruosa, perché i due centrali del Tolmezzo, Presello e Rovere, un portiere forte, Knight fuori quota che l'altro anno ha già fatto un grande campionato, hanno perso Solari in mezzo, però insomma se metti dentro Rigo, Toso e che abbiamo detto Curumi dietro, no? È una squadra che il suo lo farà anche quest'anno. Lo farà. Però questa cosa buttata lì dal coach, insomma, anche per l'allenatore può essere un anno in cui deve riprendere mano, proporre qualcosa di diverso magari, no? Perché dopo anni serve riuscire a intervenire in qualche modo. Quindi è un compito importante per un mister che, insomma, Serini fa una cosa incredibile, non possiamo neanche metterci. Anche se dovesse perdere domani, non glielo auguro, non si mette in discussione l'allenatore, se ci mancherebbe. Non si mette in discussione Serini e sono d'accordo, però secondo me la società l'anno scorso a metà stagione a un certo punto ci ha pensato se chiudere subito il ciclo o se continuarlo ancora. Quello è un tema invece. Bisogna essere convinti se il ciclo continua, quello sì. Però se fai questa scelta devi andare... No, assolutamente, devi portarla avanti, devi andare avanti. Anche per, Serini, se discutiamo Serini, buonanotte, finita la trasmissione. Esatto, soprattutto perché il non va è solo per dire cosa può essere successo rispetto alla falsa partenza e l'anno scorso super partenza. Finisce lì il non va, nessun dubbio, poi se avrà un mese è partito di nuovo, bene per il Tolmezzo, se è ancora un po' fermo allora questo non va, andrà analizzato ulteriormente. Prima giornata, siamo qua per discutere, per tirare fuori qualche tema. Allora, dopo la pubblicità, adesso ci fermiamo un attimo, bisogna parlare dei ritorni. Il Muggia che torna dopo 10 anni, il Pordenone che ritorna dopo un anno di stop difficilissimo, quindi cominciamo a guardare anche il prossimo turno, vi portiamo anche su un campo di allenamento, qualche storia, poi i gol e le parate per chiudere il meglio della prima giornata di eccellenza. Restate con noi, pubblicità e poi continuiamo con terzo tempo. Eccoci qua e adesso inizia la seconda parte della nostra trasmissione, terzo tempo tra il prossimo turno e delle storie da raccontare, guardando anche il passato. Vi lasceremo ogni sera con una storia dedicata al calcio dilettanti. Ecco, una storia, quella di Muggia e di Pordenone. Muggia arriva presidente Bertocchi dalla fusione con lo Zaule, e quindi insomma, possiamo vedere anche qualche immagine. È iniziata quasi una nuova storia, no? Per Muggia con questa fusione. Questa fusione sicuramente è cominciata una storia, comunque il Muggia è tornato in eccellenza dopo tanti anni, ovviamente assieme allo Zaule, perché comunque non togliere niente del grandissimo lavoro svolto dal presidente Gianni e da Sames, che ha tenuto comunque lo Zaule tanti anni in eccellenza. Questa sera qua, che siamo in piazza a Muggia, al carnevale estivo, Gianni dice: io ho ancora l'entusiasmo come avessi 20 anni. Com'è questo binomio Bertocchi-Gianni e che cosa può portare questa sua voglia che resta intatta mentre scorrono le immagini di Muggia che sale e dello Zaule che si salva in eccellenza? Sicuramente è positiva, perché comunque il Presidente ha tantissima voglia di fare. Con questa fusione comunque abbiamo anche 250 ragazzi nel settore giovanile, piano piano miglioreremo anche tutto il settore giovanile
e abbiamo un bacino di 2 campi a 11, 2 campi a 7, un campo a 5, adesso probabilmente avremo anche un campo a 7 coperto, perciò possiamo fare Potete far bene. possiamo far molto bene, diciamo, Allora, però ci vuole pazienza. Venerdì, nei nostri appuntamenti alle 19:30, parleremo del prossimo turno e sottolineeremo proprio questa cosa qua. Abbiamo preparato un servizio, non ci giochiamo tutto stasera naturalmente, così voi ci guardate, con un po' di curiosità. 10 anni fa, l'ultima volta in eccellenza del Muggia, che chi vince l'ultima volta, parlavamo prima del non va, vince l'ultima volta in casa col Tolmezzo 3-1, era marzo 2014, chiude malissimo in eccellenza con un 6-4 a San Daniele. Sabato c'è il derby col Cherbola Ponziana, uno degli ultimi derby, Musolino in panchina con il San Luigi, un San Luigi Muggia del 2014. Non c'è Crash Chiarbola sabato? No. Muggia Cherbola Ponziana. Il prossimo turno. Muggia Cherbola Ponziana, e tra l'altro quel San Luigi Muggia eri tu a fare la cronaca con me. Benvenuto fece gol. Bravo, benvenuto gol. Quindi, quanto questi derby che ritornano per voi? È un derby importante anche perché, soprattutto io e il direttore sportivo Rebec, siamo arrivati a Chiarbola in terza categoria, li abbiamo portato in promozione, perciò è un derby molto sentito anche soprattutto per noi, no? Ci sarà sicuramente una bellissima partita dopo che vinca il migliore. Che Cherbola Ponziana ti aspetti quest'anno? Ma insomma, quello dell'anno scorso magari forse farà un po' meno punti, però sempre una squadra coriacea, comunque dura da affrontare. Ha l'obiettivo, l'anno scorso ha vinto tutti i derby di Trieste, Cherbola Ponziana, quindi proverà a ripetersi e c'è subito questa sfida in palio. Sicuramente, vediamo se ci riuscirà, speriamo di no. Muggia 1967, che possiamo dire ha puntato su un mister come Carola dopo l'era Potasso, che è stata bellissima, e anche su qualche giocatore secondo me che può far bene. Ho visto subito bene Palmegiano, no? Nella sfida di domenica col Codroipo, insomma, avete anche voi qualche jolly da giocare? È un Muggia che può, secondo te, guardare un po' oltre la salvezza o bisogna stare cauti? Devo stare un po' più cauto, diciamo, però si può fare anche meglio della salvezza, diciamo, però Palmegiano è un giocatore di categoria proprio, non lo conoscevo e l'ho visto adesso queste 2 partite di Coppa e questo campionato. Io quando mi fisso su un giocatore poi diventa uno dei miei pupilli, lo dico perché ho visto delle giocate che secondo me in pochi hanno Simone in categoria. Ha fatto parte anche della rappresentativa che arriva a 3 secondi dal titolo con Randon, insomma Palmegiano è un giocatore fortissimo che insomma l'altro anno al Brian forse ha trovato meno spazio secondo me di quanto effettivamente meritasse. È voluto tornare a Muggia perché già 2 anni fa, per motivi di studio, perché lui è proprio di Latisana, quelle zone lì, era allo Zaula e quindi insomma Palmegiano non si discute. Come vedi questo Muggia? Lo vedo bene perché comunque il Muggia apre un'era nuova, però comunque è la fusione, fanno fusione con una squadra che l'anno scorso faceva già l'eccellenza, quindi la categoria di fatto non è proprio nuova per il Muggia 1967. Tu parlavi di Palmegiano, ma Crevat in davanti, domenica è andato subito in gol, insomma Dagnolo in porta, è un portiere che è garanzia in questa categoria. Credo che però, ha ragione il Presidente, il primo passo debba essere la salvezza. Insomma, anche aspettando il ritorno di Pagliaga, che comunque nome interessantissimo. Dovrebbe tornare fra qualche domenica, perciò anche Sabadin, che è infortunato, dovrebbe tornare fra un mese. Lo Schiavo dietro, un altro giocatore forte. Lo Schiavo e Sergi domenica hanno fatto una partita insomma eccezionale. La pecca solo dello Schiavo, ha fatto un fallo di reazione a 10 minuti alla fine, un'ingenuità, ci ha lasciato in 10. Quello però Sergi... Pozzani c'è ancora? Prego? Pozzani? No. L'altro anno era lo Zaula, l'esterno, forse mi confondo il nome. No. Comunque è tornato Millo anche. Millo è una squadra interessante. E anche un giovane... Della mia Gorizia. C'è Millo, c'è Crevatin. Insomma, ma Marco insomma, ci conosciamo da tanti anni,
lo seguivo proprio, era tanto tempo che non ci vedevamo, lo seguivo sulle cronache del giornale, tanto fa piacere che un presidente sia così giovane. Un ex giocatore, bravo, perché Marco era molto bravo, che è diventato presidente, quindi tanto di cappello, gli auguro solo il meglio. Infatti sottolineavo questa curiosità, no? Bertocchi e Gianni, che è uno dei presidenti, insomma, con più storia nei dilettanti, e però la curiosità è che proprio ha voluto dirlo Gianni, mi sento comunque come un ventenne, no? Quindi quando parla della squadra e del calcio, quindi è un binomio interessante, ovviamente come tutte le fusioni, da vedere cammin facendo, no? come andranno i rapporti sicuramente, però è un bel progetto, molto interessante. Altre curiosità di neopromosse, UFM Tamai, sfida ultima volta in Serie D nel 2015, 2-0 per il Tamai a Monfalcone, gol di Petris e di Av, ve li faccio vedere venerdì, abbiamo recuperato anche queste immagini, poi c'è Krasco Droipo, Petris che fa il vice allenatore a Tamai adesso, Petris, no? Esatto, no, c'è Furlan come vice allenatore. E Petris dove fa il vice allenatore? Non sta chiedermi troppe cose, Simone, informati, studia come Barlocco, ti prendi gli appunti e poi ti rispondi. Krasco Droipo, poi abbiamo, attenzione, Casarsa, San Fontanafredda abbiamo già detto con San Luigi, Casarsa San Vitese, che diventa interessante perché il Casarsa apre questo mini ciclo di derby. Sabato la San Vitese, mercoledì infrasettimanale il Codroipo, siamo stati a trovare il Casarsa, è un ex della partita, Nicodemo, il portiere del Casarsa, sentiamo Davide Busetti. Sabato è incominciato per voi questo campionato d'eccellenza, avete ottenuto un ottimo pari su un difficile campo come quello di Gorizia. Ti chiedo l'impatto che avete avuto su questo inizio di campionato, come la vivete, come la state vivendo? Beh, sicuramente è un campionato molto più difficile di quello che abbiamo affrontato l'anno scorso. La stiamo vivendo, diciamo, giorno per giorno, con alcuni obiettivi che ci siamo prefissati naturalmente a inizio stagione, però insomma lavorando e sapendo che dobbiamo darci molto da fare per poter dire la nostra in questo campionato. Sicuramente c'è da stare attenti a molti più dettagli rispetto alla stagione passata, però sì, lavorando comunque andremo a limarli, sono sicuro che impegnandoci, dando tutto come facciamo sempre e ogni allenamento riusciremo a toglierci le nostre soddisfazioni. Cominciamo a parlare della San Vitese che sarà sabato. Tu sei un grande ex di questa sfida, tu li conosci bene, cosa temi della San Vitese? Beh, temo la loro qualità, la loro gioventù, perché comunque sono ragazzi bravi, forti, giovani, quindi hanno fame, hanno voglia, hanno corsa, hanno grinta. Sì, quello temo, e soprattutto la qualità che gli ha portato il loro mister, perché comunque vedendo anche la stagione scorsa hanno fatto una signora stagione, quindi vuol dire che hanno lavorato molto anche loro e sono migliorati tanto. Ti allenavi anche tu così? No, diciamo che stavano facendo una mobilitazione a inizio allenamento, quindi non stavano facendo niente di particolare. Però bello, dai, vedere un po' di immagini anche la sera nei campi di allenamento. Proveremo a proporre anche questo, andare a trovare un po' di protagonisti. Sui portieri ci sono tanti preparatori molto bravi, mi viene in testa Moro Cuti a Fagagna con qualità di portiere. Sul discorso portiere secondo me il migliore della categoria resta ancora Nardoni, nonostante comincia ad avere i suoi anni, è un portiere che in categoria ne sono arrivati di altri veramente molto bravi. Per quello che riguarda il Casarsa è sicuramente una squadra, secondo me, che è stata allenata benissimo l'anno scorso, e guarda a caso proprio l'allenatore del Fagagna di quest'anno, che secondo me è bravo, molto bravo. Tornato De Pieri in Friuli Venezia Giulia, e poi c'è questo giovane, no, che ha fatto gol. Sì, esatto. Io so che erano io li riesco a leggere, Felipe, appunto. Io senza occhiali no, è un 2005 che terrei d'occhio perché è uno che fa gol, ha sempre fatto gol e a me piace parecchio. Casarsa San Vitese, poi Codroipo, Fornasiere, come partiamo da Casarsa San Vitese? Krasco Droipo c'è, no?
Sì, dico, no, i derby che tornano. I derby Casarsa. Se vuoi buonasera è il mio ospite fisso, ho molta fiducia in lui. Stasera forse ancora un po' che pensa alle ultimi periodi, l'estate. L'estate è stata bella, è andata bene. No, l'estate è andata bene. No, sì, no, bene, benissimo. Ok. Casarsa San Vitesio. Casarsa San Vitesio è un derby sentitissimo che manca secondo me da tantissimi anni, forse in eccellenza addirittura. Sì, chissà se c'è mai stato, perché la San Vitesio ha fatto tanti anni in D. Casarsa comunque manca dall'eccellenza. Casarsa manca da 10 anni, 2008-2009 l'ultima volta, e poi Codroipo, diciamo che è un ciclo terribile iniziale, perché è vero che domenica hanno fatto un grande punto, ma se parti a Gorizia, poi il derby con la San Vitesio che l'altro anno era partita molto forte, poi è calata, e poi vai a Codroipo, diciamo che ci dà già una prima indicazione su che squadra è il Casarsa. Sì, è vero, sono bei derby da seguire, li seguiremo. Arriveranno derby attesissimi, Marco Michelin, no? Perché alla fine è stata un'estate di chiacchiere, anche polemiche, ma il Pordenone lo aspettano tutti, no? Sì, in primis noi aspettiamo, non vediamo l'ora di scendere in campo. Domenica 17:30. Domenica ore 17:30 si è mediato tra le varie parti, così che ciclisti, comune, Pordenone, e ringraziamo pubblicamente la Gemonese che ha accettato il posticipo di orario, si possa vivere questa giornata storica, perché è a tutti gli effetti una giornata storica, nello stadio del cuore del calcio neroverde. Il Bottecchia ha salutato i Ramarri con la promozione in B e con la Supercoppa di Serie C, e lo ritrova adesso in promozione, però con un altro nome, altre persone, altre figure, ma il cuore e la maglia è sempre quella. Quindi c'è comunque una continuità che si vuol dare, e chiaramente facendo un progetto nuovo, diverso, perché lo impone la storia, sempre la storia che torna, e quindi insomma c'è voglia sia nell'ambiente, e credo che ci sia curiosità anche tra gli avversari di giocare in uno stadio che ha fatto la storia del calcio locale, anche se negli ultimi anni ha visto lo stesso Fontana Fredda, ha visto lo stesso Casarsa, se non erro, quindi insomma non è che è stato chiuso per anni, però confidando in una cornice di pubblico di un certo tipo, confidando di continuare come stiamo facendo, di portare in trasferta insomma magari un centinaio di persone, che insomma in categoria è sicuramente un bel colpo d'occhio tra gli ultras, il fan club e i vari affezionati. Qua eravamo, mentre pare mica scorrono immagini della presentazione, perché era un De Marchi davvero con tanta gente, con tanti neroverdi. È stata una serata che ha fatto capire quanta voglia di Pordenone c'è, no? Sì, diciamo che quest'anno non ha spento la fiamma, anzi l'ha tenuta accesa, perché c'è questa voglia di tornare. La categoria conta relativamente, conta godersi il momento, guardare avanti e vivere questa nuova avventura che per chi ha vissuto anche l'esperienza precedente a lungo è una nuova sfida, e insomma personalmente non vedo l'ora di viverla, e così come tutto l'ambiente. È un Pordenone che è ripartito da nomi importanti, perché scegliere in campo Filippini, in panchina Campaner, settore giovanile Stefani, c'è Sessolo, no? Credo che sia un segnale forte che è stato dato all'ambiente. Sono nomi, insomma, Pordenone è una piazza che si avvicina ovviamente ad altri livelli, perché ha fatto il professionismo, quindi questi nomi hanno un peso, no? Portarli nel progetto. Canzian dirigente. Diciamo che il filo conduttore, che è un po' quello che abbiamo ripreso anche a livello di comunicazione, è la maglia, rivestire la maglia. E per rivestire la maglia, chi meglio di chi l'ha onorata per stagioni, anni, ha fatto vittorie, anche sconfitte, insomma comunque ha già scritto la storia del calcio a Pordenone nero-verde, che si chiami Pordenone Calcio, Pordenone FC, quello che sarà, poco cambia, e quindi appunto Canzian, Stefani, Campaner, è anche un po' metterli tutti assieme, sinceramente da tifoso anche, è qualcosa di veramente emozionante, e di fatto per questo alla presentazione delle maglie che abbiamo messo
abbiamo messo in una sorta di ricostruzione cronologica Campaner, Sessolo, Stefani e Filippini. E non è mancato anche Burrai alla presentazione, quindi insomma... questo... Mica in linea la comunicazione. Sì. Scusami. No, però guardate come lo sta comunicando questo ritorno, perché al di là di tutte le polemiche che ci sono state, e ti chiederò cosa ne pensi, come l'avete vissute, mica, da uomo di comunicazione, il calcio può raccontare, lo dico sempre, storie, poi ci possiamo decidere di soffermare, giustamente, chi vuole alla polemica, perché magari dà fastidio, ci sono delle dinamiche che si possono assolutamente discutere, ci mancherebbe altro, però dobbiamo anche guardare a che storia abbiamo tra le mani, no? E quindi, parlando di calcio regionale, tenendo ovviamente le proporzioni, i giusti livelli, però teniamo conto di questo. Il Pordenone riparte, secondo me, con la storia giusta. Ovviamente le polemiche però penso abbiano avuto un peso. Come le avete vissute? Perché io oggi immagino che ci sia un telespettatore che alza la mano e dice qualcosa mentre noi stiamo parlando di questa storia, no? Beh, cosa dice quello lì con la barba rossa, per dire? Esatto. Potrebbe dire. Tutto ci sta, insomma, è stata un'estate di tante parole, più o meno giuste, o insomma, comunque è giusto che ogni tifoso, ogni società si faccia la sua visione del mondo e la esprima nei contesti e nei modi giusti, e la scelta societaria è stata quella di assolutamente rimanere fuori da questa dialettica, Certo. E quindi perché la società era comunque consapevole che poteva esserci una discussione e non c'era, cosa si può dire, come da un lato non era negato, dall'altro non era indicato, so come dire. Quindi, no, poi è una dialettica molto social, no? Molto da bar, perché poi nei luoghi di competenza, io l'ho detto sempre, nessuno ha alzato la mano per discutere, perché una cosa si può discutere, poi ovviamente quando finisce nell'imbuto dei social cambia tutto. Però di questa estate, di questa nuova storia che riparte, vi chiedo un po' la posizione e come guardare a questa grande novità che è il Pordenone in promozione. Io, a costo di essere anche stucchevole, ma mi sento di dire io sono Friuli Venezia Giulia. Perché? Perché noi stiamo parlando di che cosa? Della nostra regione. Quando parliamo della nostra regione, e in particolare in questo caso di Pordenone, stiamo parlando di un capoluogo di provincia che ci rappresenta. Più su è a livello calcistico e più contenta è la regione. Ma se voi calcolate che abbiamo l'Udinese, che sappiamo cos'è, abbiamo una Triestina che 2 anni fa rischia addirittura di retrocedere di nuovo in Serie D, in Serie D facciamo fatica con tutte le squadre, ci spariscono un Tor Viscosa, quindi il calcio ha bisogno e soprattutto delle città grandi. Io non posso pensare a un settore giovanile di un Pordenone che ha un bacino d'utenza mostruoso non rappresentata adeguatamente, quindi non solo la promozione, se fosse stato per me addirittura anche l'eccellenza. So che diventa un po' provocatorio a dire ciò, ma ciò non toglie è la che tua posizione. Questo è. Coach? Tema difficile. No, è un tema difficile. Cerco di essere più lineare nel mio ragionamento possibile. Giusto o non giusto che il Pordenone sia stato ripescato, messo in promozione, ognuno di noi ha le proprie considerazioni e le proprie idee. Però se nell'elezione del presidente regionale fatta pochi giorni fa, il 70% dei presidenti hanno votato a favore, e quindi a questo punto qua, anche accettando questo discorso che è stato fatto, lungi da me fare qualsiasi commento. Però io posso augurare solamente al Pordenone di avere lunga vita, perché non lo vorrei vedere sempre in questa in questa cosa qui. L'elezione regionale, l'unica cosa che dico, non vorrei vederlo in questa, come si chiama, sinusoide, no? Se non sbaglio. Quindi io mi auguro che il Pordenone abbia lunga vita questa volta, che faccia le cose per bene. Sono d'accordissimo, mi piace tantissimo, lui proprio l'ha spiegata benissimo, proprio è stato molto bravo. Da diciamo addetto del campo dall'altra parte posso avere delle altre idee, però è stato deciso così.
Viva il Pordenone. Dicevo solo, le elezioni regionali del Presidente non vertono sull'unica scelta però il del segnale Pordenone. Hermes è passato col 70%, quindi i social, queste cose che poi si sfogano lì, cioè bisogna fare una battaglia da un certo punto di vista. Se io non sono d'accordo, mi espongo in prima persona. Esatto, se uno non è d'accordo. Io non sono d'accordo. Allora, per questo dico, no? Allora, io sento molti presidenti, io sono andato in terza categoria, io così. Però non ce n'è uno che la Però non c'è uno mai che si espone. Ok, allora, io dico, a questo punto qua è stato scelto, bene, viva il Pordenone, io auguro solo il Pordenone che faccia il meglio possibile proprio per tutto quello che è stato detto. Io voglio essere coerente, poi sento Simone su una cosa, mica. Io ho solo detto, e c'eri, che secondo me, come è capitato in altre situazioni, ripartire dalla terza non è un reato, cioè è un percorso nobilissimo anche quello, però poi è ovvio che il Pordenone in questo momento, siamo onesti, il discorso di Davide è corretto, in un calcio comunque che perde cose, perde cittadine, è meglio averlo su. Sulle modalità però il tema non è il Pordenone, il tema è come viene gestito il calcio italiano a qualsiasi latitudine, quindi c'è una... tecnicamente quello che ha fatto Pordenone lo può fare ed è già stato fatto. Fornasiere? Allora, io ti dico papale quello che penso. Io sono del parere che il Pordenone doveva partire dalla terza categoria, perché c'è stato un lasso di tempo di un anno fra l'ex Pordenone che non si era iscritto in C e il nuovo Pordenone, però ti do anche il rovescio della medaglia. Vorrei che l'ultima puntata qui a maggio tu chiamassi tutti i 14 presidenti delle società che sono nel girone di Pordenone e gli dicessi abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male a mettere il Pordenone? Ti diranno tutti abbiamo fatto benissimo. Quindi, però Simone Fornasiere ti dice che per lui il Pordenone, il nuovo Pordenone doveva partire come la seconda squadra, perché hanno anche la seconda squadra, dalla terza. Hanno la seconda squadra. Faccio un appunto che non ha mai detto nessuno, anche perché il tema non è mai stato affrontato sulla difensiva. Sì. Perché è sempre stato lasciato scorrere, giustamente anche per la strategia, diciamo. Sì, sì, infatti ti ringrazio che stasera faccio notare solo una cosa, che a differenza di altre realtà, il Pordenone calcio è fallito oltre la stagione, oltre l'inizio della stagione passata. E come potete immaginare, la convivenza tra due realtà che portano lo stesso nome o quasi, nel momento in cui non è concluso un fallimento, è molto complicato anche per dinamiche, per personali di territorio. Subito. Quindi se il Pordenone fosse fallito come era suo destino, invece di prolungare quei mesi, i più tristi forse della storia recente, sarebbe stato diverso secondo me anche la valutazione e forse il progetto sarebbe partito prima, avrebbe seguito un percorso più simile a quello di altre tante realtà più o meno blasonate che sono fallite e ripartite da categorie che non sono la terza categoria. Quindi faccio notare solo questa cosa cronologica diversa da tante situazioni. Bene, com'è questo Pordenone che partirà? Tu mi dici qualcosa di campo adesso, è un Pordenone già allestito per vincere? Beh, sicuramente c'è la consapevolezza di un progetto che vuole far bene. Anche un po' veloce, no? Magari su certe categorie, immagino, no? Si vuole provare a fare il meglio, si è affidato all'allenatore comunque che a parte vestire la maglia nero-verde ha vinto lo scorso anno. Infatti. Ci sono giocatori importanti, sì, non faccio nomi per non essere ripreso al campo di allenamento, però insomma Filippini insomma è il nome di copertina, un giocatore che fa la differenza anche solo a parole, insomma è un leader in campo e fuori, quindi insomma... Ma non solo, Faca, Le Ping, c'è più di qualche nome interessante. Va bene, buon campionato, bentornati. Mica, insomma, al di là che abbiamo affrontato come era giusto, anche come si è vissuto questo tema, che è stato un tema dell'estate, domenica ripartite ed era giusto dirlo, stasera l'obiettivo era anche dire è tornato al Pordenone, torna con la sua storia e con questo modo di comunicarlo. Abbiamo visto le immagini di un De Marchi, bellissimo. Bene,
Andiamo verso il finale di questa prima puntata, di questa serata. Manca da vedere parate e gol che dobbiamo scegliere, e poi abbiamo delle immagini d'archivio storiche e quindi chiuderemo con delle belle cose da mostrarvi ancora sul finale di puntata. Parate, allora dovete dirmi qual è la migliore, siamo qua per sceglierla e chi portare in nomination alla puntata mensile. Si parte da qua, me ne fate vedere queste immagini delle parate migliori. Allora, spero che riusciate a capire, perché è un po' lontano, c'è un tiro dalla distanza e dopo la parata di Daniolo. Tiro dalla distanza, si distende bene, si rialza e va a chiudere. Ok? Qua Elizzi, ne parlavamo del Fontana Fredda, che poteva... Questo poteva essere il 2-0, sì. Ed è una parata importante, e si chiude con questa uscita bassa di Mason. Io voto Mason. Ecco, già sapevo che Barlocco non dava tempo, perché questa è una parata, non è spettacolare, ma è... L'attacco palla fatta benissimo sul dominio dello spazio, molto molto bravo. Quindi tu voti Mason? Mason. Devo dire, Barco Rebec un mito, abbia Uzzo, poi ringrazio che il Caudropo a un certo punto ha portato un gazebo e si è ripreso. E adesso vedremo che oltre alla parata di Daniolo, per fortuna si è ripreso. Fornasiere? No, io voto quella di Lizzi invece. A me è piaciuta quella di Lizzi, perché lui va giù, si tuffa sulla sua sinistra e comunque tiene il piede lì e ha l'istinto di scalciare col piede. Lizzi. Ma sono due gesti tecnici veramente importanti, perché c'è il coraggio, oltre l'attacco della palla su una, e l'altro è però un movimento controtempo. Io quindi sono con Simone, perché il portiere è da una parte e di riflesso la porta via. Mica? Mason, perché se ha un pelo di incertezza in più prende gol, lo scavalca, fa gol. Bertocchi? Io voto Daniolo, perché insomma è per la reattività. Comunque è andato giù, si è alzato di scatto e ha coperto tutta la porta di nuovo. Chi portiamo allora, ragazzi? Tocca a te. Da portiere. Allora, quella di Mason è l'attacco palla e tutto, no? Però dai, è una parata più tecnica, che io te la faccio, ti dico è vero, la mettiamo nel registro della parata che merita da far vedere la qualità, apprezziamo il gesto, però dai, come parata sul momento, è bella, però starei su Lizzi, anche se la parata da portiere ti capisco. Sì, la parata di Lizzi si potrebbe parlare 6 mesi, perché Lizzi in un movimento che va ovviamente a coprire più porta possibile, anticipa brutalmente. Quindi me la puoi passare, non è scandaloso. Passo, però io resto sulla... Va bene, quindi eccola qua, questa qua, dai, la facciamo passare. Se dicevi Daniolo erano guai, 2-2-2. Guarda, non era... lo rivedremo Daniolo, è spesso protagonista. Vi faccio vedere i gol. Perché qua la scelta sarà difficile, perché sono tutti molto belli. Partiamo. Allora, vi ripeto l'importanza della ripresa, c'è anche una signora con l'ombrello, quindi non guardate l'ombrello, guardate cosa ha fatto Folini del Codroipo, guardate dove la va a prendere, come l'aggancia. Alla Ibra la aggancia. Qua Malandrino, sul passaggio di Farosic, buono l'aggancio, poi va a metterla sul secondo palo, insomma, bel gol. È chiaro che è capitato una settimana dove ci sono due magie. È la sfida. E poi c'è il tacco di Mortati, che lo avete portato come miglior giocatore, no? Io resto lì. Però ovviamente io, da grande appassionato dei colpi di tacco, non posso dirvi che ero già partito su Mortati. Ma facciamo il giro opposto, sentiamo prima gli ospiti. Scusate che scappo. Bertocchi. Io ero là presente, ho visto il gol di Tofolini, eccezionale, la velocità con cui l'ha agganciata, l'ha messa giù, ha fatto un gran gol. E sul gol di tacco di Mortati, sì, Mortati, un gran gol, però non capisco perché questi allenatori non mettono più l'uomo sul palo, onestamente. Onestamente. Alla vecchia dici tu, no? Sì. Sarebbe meglio averlo. E qui l'uomo sul palo, respinge. Potrebbe. Mica. Diciamo che
il gesto, la qualità è sicuramente Mortati, perché è un tocco alla Mancini, come giocatore a te molto caro, però quell'essere così dominante nell'area piccola, essere padrone di tutto, cioè di agganciarla, di difenderla e scaraventarla così in porta, Toffolini, ex giovanili neroverdi, Toffolini. Che comunque Toffolini, perché in televisione probabilmente non rende come l'hai descritta tu, perché effettivamente ha fatto un aggancio, tanta roba. Una velocità pazzesca. Quindi sì, Vai, è Coce? difficile. Toffolini, sì, l'avevi già detto. Perché poi anche devi considerare l'ombrello. il campo pesante. Cioè, questo ha un equilibrio incredibile, riesce a metterla giù in un secondo e girarsi e sparare, cioè, con l'equilibrio. Ma cosa? Dell'ombrello invece cosa pensi? L'ombrello è interessantissimo. Non Direi è- che, come dice qualcun altro, il nostro amico comune è fondamentale. Ripartiamo anche con Gabriele Magrini con le sue pillole la prossima settimana, per far vedere anche come si vive il post partita. Intanto non è la signora, ma è un signore signore. cavaliere che tiene l'ombrello Mamma mia. alla signora a fianco. Ci non sono so se- ancora, allora. C'è ancora qualche cavaliere. Fornasiere cerca in particolare adesso, dopo un inizio di trasmissione difficile. no? Guarda, vedi, lei sembra, ma il signore con la maglia rossa. È l'ultimo di Roma. Forse è il miglior commento della serata, però. Credo che darò anch'io il mio voto a Toffolini, perché è un giocatore che ha anche un fisico importante, quindi per arrivare con la gamba là potrebbe... Anche noi abbiamo un fisico importante. Sì, anche noi sì. Ma non arriveremmo forse ad agganciare quel pallone. Non lo so, però io eviterei di provare per evitare 6 mesi di malattia al lavoro e dai, Toffolini fa un gran gol. Io resto su Mortati, ma Andiamo, Toffolini, Dai. Toffolini miglior gol, bellissimo, e nella settimana in cui c'è quel gol di Mortati, davvero, e poi tutti i gol presi da volontari, grazie, siamo partiti alla grande. E adesso, per andare alla chiusura, ma guardate qua queste immagini, Bertocchi oggi mi dice, sono immagini fornite da lui, in suo possesso, le abbiamo, ovviamente hanno un po' di anni, guardate queste immagini di un Muggia Pordenone del 2006 recuperate dal telefonino di Bertocchi. Questo è Fantina che la mette all'angolino e gol anche se il pallone è uscito. Cosa succedeva? Non c'era neanche la rete precisa, Fantina esulta e il Pordenone, abbiamo la sfida qua in studio, Bertocchi contro Michelin. Non c'ero già. Non c'eri ancora. Sai chi fa questo gol, mica? È difficile, te lo dico io, Franco Martin, ma attenzione al dettaglio. 2006 Bertocchi non sbaglia il calcio di rigore, questo qua. Chi è questo che va sul dischetto ed è decisivo? Chi è questo? Ciccio Campaner. Ciccio, mi dispiace riportarti alla mente questi ricordi, lo sbaglia e il Muggia vince la Coppa Regione 2006. A Romans lì dov'è? A Romans, sì. A Romans, e il capitano era Busetti che ha allenato anche Sant'Andrea negli ultimi anni, lo salutiamo. Quindi E Potasso allenatore. e Potasso allenatore. Che pezzo di... Grazie che ci hai fatto rivivere, perché noi andremo a cercare queste storie durante l'anno. Cosa ricordi di quel Muggia lì? Cosa si può dire? Era il primo anno di eccellenza, avevamo fatto un bellissimo girone d'andata, era mi pare il 6 gennaio, il giorno della Befana, c'era Romans di Zonzo, c'erano comunque sui 1000-1100 spettatori, gli ultras del Pordenone, comunque un'atmosfera bellissima, loro nettamente più forti. E noi siamo riusciti a passare il vantaggio, ho fatto delle barricate importanti, è andata benissimo, diciamo. Mica, dopo che mi hanno citato la storia bellissima, toccava citare anche una storia, una sconfitta, insomma, stasera hai perso in questa sfida del passato. Non ero presente neanche allo stadio, quindi... No, non eri ancora... No, però comunque quegli anni la ripartenza precedente del Pordenone, in cui, come vedi, comunque è un cerchio che si chiude, in quel Pordenone c'è Campaner, c'è Zanotel, c'è parte della storia che ritroviamo oggi, quindi insomma anche in un ricordo negativo a livello di risultato, ma insomma credo che fosse comunque una bella giornata di sport, comunque vedi che tutto torna. Cerchio che si chiude. Anche loro non hanno promossi quell'anno, sì. Loro dopo hanno vinto l'eccellenza comunque. Ok. Hanno fatto una rimonta. È andata benissimo questa sfida 1-1. Proprio contro di noi.
Contro A di voi. Pordenone, sì. Vedi Ah, che- ok. Ma pensa che puntata che ti ho quelle immagini organizzato. dove sono? Non lo so. 3-0 mai vista la palla. A casa di Bertocchi, magari da qualche parte. Allora, storie, dicevo, questa sera, fra poco vi faccio vedere, perché queste prime puntate abbiamo deciso di raccontarvi le ultime 3 vittorie del campionato di eccellenza. Perché? Perché noi, come a tutto campo, le abbiamo raccontate con una forma nuova, innovativa, che non è mai esistita nei dilettanti, la forma del documentario, no? E quindi proprio le ultime 3 stagioni, la vittoria del Brian Lignano, del Chionse e del Tor Viscosa, le possiamo andare a farvele rivivere così, con immagini anche inedite, con interviste fatte in una certa maniera. E ve le faremo rivivere in questa serie che apre il nostro settembre con le cose più recenti, ma poi cercheremo di andare a pescare le storie di qualche anno fa, di altri anni, con delle interviste ad alcuni protagonisti. Quindi prime 3 settimane partiamo stasera dal Brian Lignano, poi Chionse, poi Tor Viscosa, e poi piano piano cominceremo ad andare indietro a raccontare storie del calcio dilettante. Ad esempio una storia che potremmo raccontare è il Coce, no? Cosa dici? Una volta toccherà raccontare una tua storia. Quale racconteresti? L'ultimo tuo Gorizia, sicuro, no? Sì, quella di promozione. Quello Quella è stata una cavalcata incredibile. Quello si può tornare a raccontare. Poi, se non sbaglio, guarda, dovrei essere... Il prossimo anno stiamo organizzando il viaggio a Formentera con quella squadra lì, come siamo andati quell'anno. Ma Coce, per favore, però che tu non era ti fantastico. basta. Abbiamo vinto, siamo andati a Formentera. Non racconteremo il viaggio a Formentera, quello è meglio Non ci evitare. sarà un documentario Neanche su no. Formentera. Neanche sotto tortura. Una storia del passato che vi piacerebbe ricordare? Abbiamo viste un po'. Sì, aspetta, una storia del passato, adesso così su 2 piedi non ti viene. è Anche difficile. Barlocco ne potrebbe avere qualcuna da andare a prendere. Il Sevegliano che hai vissuto tu? Sì, certo, una squadra incredibile. Con che mister? Leonarduzzi, Leonarduzzi mister. una squadra incredibile. C'era Sebastiani, immagino, tutto quello. Ecco, un altro nome. Ecco, andremo a pescare un po' di storie. Va bene. Dominissini, povero. Domenichini, mancato un grande nome del nostro calcio. Insomma, quante storie, dobbiamo farlo perché attualità, giochiamo, chiacchieriamo, cerchiamo di mostrare quello che accade nei dilettanti con questa novità del martedì. Il terzo tempo, ve l'ho detto, si vive anche poi raccontando storie, raccontando anche un po' di post partita, ve l'ho detto, la prossima settimana anche le pillole di Magrini, domani sarà in studio con me per raccontare la prima partita dove sarà anche Gabriele, esordirà Daviano, ospite domani sera alle 19:30 con Petrilli di S dell'Aviano, quindi si parte. E vi aspetto il giovedì invece per parlare di giovani, dei giovani emergenti, dei nostri dilettanti, spazio che condivido con Jacopo Puntin, e appunto il venerdì il prossimo turno. Marco Bertocchi, grazie per questa chicca, per essere venuto qua con noi da Muggia, quindi grazie davvero. Grazie mille a te, grazie Buon a tutti. campionato, buon derby che racconteremo naturalmente, e domenica cercheremo di avere le primissime immagini del Pordenone che riparte, In diretta, mica praticamente. è quasi in diretta a 5:30, noi saremo alle 19:30 anche con la prima della domenica di A Tutto Campo, quindi cercheremo di mostrare i gol, le immagini di queste partite. Prossima settimana conoscerete anche gli altri opinionisti nella squadra di A Tutto Campo per questo esordio con noi Enrico Cocceani, grazie Coce. Grazie a te Massimo. Davide Barlocco. Grazie. Vorrei aggiungere soltanto un saluto a Marco Zago, Marcolino, Che ci tiene tantissimo. il famoso tifoso del Tiarlins, che ha lo zio che purtroppo non stava molto bene, quindi momentaneamente non riesce a seguire la sua squadra del cuore. Cercheremo di farla seguire il Certo, più possibile. faremo il possibile. Ospite fisso, il mio caro amico Simone Fornasieri, che è sempre contro di me e mi fa le domande a cui non ci sono risposte, però siamo partiti così e ci vediamo martedì prossimo. Volentieri, Quindi non ti grazie è a venuta la storia che volevi raccontare? No. Niente, va bene, ci lasciamo così. Grazie regia, grazie davvero per questa prima puntata, e allora, come detto, la storia del Brian Lignano, riviviamo appunto questa stagione d'oro appena raccontata con un documentario, le 3 coppe vinte e il campionato, lo abbiamo raccontato così. Buona serata, restate con noi perché è una bella storia da riascoltare e da rivedere. Ci vediamo ogni sera alle 19:30 e il prossimo martedì con Terzo Tempo.
Mi viene in mente sicuramente la prima qui a Lignano, in casa, forse anche nel modo in cui è stata vinta, eravamo sotto a 10 minuti dalla fine. Poi attenzione, il tiro, rete, ha segnato il Brian Lignano, il nuovo vantaggio, la doppietta di Cristian Stisio. Ma allora la prima ero quasi incredulo, ti dico la verità. Il Brian Lignano vince la Coppa Italia, trofeo Diego Meroi di eccellenza. È stata veramente tosta, a un certo punto era andato in vantaggio Pro Gorizia, grande squadra, forse era più forte anche di noi in quel momento, quindi ci ha dato tanta carica, tanta consapevolezza. Alessandro Moras fa centro al primo tentativo nella categoria e può esultare con i suoi ragazzi sotto il brilleggiante cielo di Lignano. È stata una soddisfazione incredibile perché dopo qualche mese che alleni già vince una manifestazione in casa, la prima dopo il Covid. La seconda entusiasmante perché abbiamo battuto una corazzata. E già Brian Lignano, De Cecco. È stata forse una delle partite più belle in questi 3 anni, di eccellenza proprio come partita, perché affrontavamo il Chions, che è stata una squadra molto forte. De Anna con il destro, cerca il cross, lo stop, Valenta, la girata, Peressini ancora, poi che parata, Peressini cosa ha fatto? Su Boskovic e prima su Valenta, e questa è una parata che vale una coppa. Abbiamo battuto un Chions che era come noi quest'anno, stratosferico, era più forte di noi e ce la siamo giocata alla grande, secondo me ce la siamo anche meritata, quindi abbiamo dimostrato grandissimo carattere. All'11°, la testa di Kodromac, regina di Coppa, la squadra di Moras e il suo secondo titolo. La seconda Coppa, secondo me, quella che abbiamo giocato a Tamai contro il Chions, mi ha dato una soddisfazione enorme. E la terza, direi quella dell'abitudine. La terza consecutiva ha dato ancora di più consapevolezza di dire che eravamo una squadra forte. Lascia ad Alessio che riesce a girarsi al limite, Alessio il destro, che gol! Brian Lignano 1, Pro Gorizia 0, si illumina Alessio. Su 1-1, poi 2-1 e poi il 3-1 finale dei Ciri, e quella lì è stata secondo me una partita molto emozionante, molto bella e è quella che mi è rimasta dentro di più. Coppa al cielo e applausi al Brian Lignano che compie un'impresa mai riuscita prima a nessuno. Veramente l'orgoglio di aver fatto una cosa che so che pochi riusciranno a fare. E adesso cosa si pensa dopo questa Coppa storica? Sicuramente ci concentreremo sul campionato, su questa fase di ritorno, sarà molto complessa anche quella. Andremo a vedere questo triangolare in Triveneto con la Coppa, però adesso festeggiamo. Un Brian Lignano perfetto, vince la prima gara del triangolare contro il Maya Alta Obermais, la squadra di Merano. Il Brian Lignano vince 3-0 sul campo del Villafranca. Presidente Zeno Roma, una squadra del Friuli Venezia Giulia, torna ai quarti di finale di Coppa Italia. Una sensazione di grandissimo orgoglio. Noi sappiamo di avere dei valori, dei concetti e anche degli ottimi giocatori. Quarti di finale di Coppa Italia di eccellenza, gara di andata, soldi attese. Brian Lignano. Siamo andati là senza tanti titolari, in un momento magari dove non stavamo benissimo fisicamente, e quello è il rimpianto più grande. Credo che con la rosa al completo magari staremo parlando di un altro finale. Lì, come dire, gli episodi determinano. Noi abbiamo avuto uno sliding door in cui non abbiamo fatto gol noi, l'hanno fatto loro, poi lo siamo messi dietro, una squadra fisicamente strutturata che stava dietro, probabilmente andare in vantaggio noi avrebbe cambiato i 180 minuti. Non c'è più tempo, il Brian Lignano vince, ma non basta. Eliminato. Però ti dico la verità, io ragazzi, la prima cosa che ho detto quest'anno era vincere il campionato, perché secondo me questo era il primo obiettivo, anche per dare un peso maggiore alle coppe. Ed eccoci alla stagione 2023-2024. Ancora Moras alla guida e al terzo anno. L'obiettivo è chiaro:
Un momento chiave è stato poi il fine di quest'anno, di questi tempi, quando sono stato confermato. Mi ha fatto molto piacere comunque continuare il percorso progettuale col mister. Un periodo brutto, poi sentivo tante voci, però ero sempre orgoglioso e parlando con Peroni, che era il mio secondo anno scorso, mi ha detto: guarda Ale, che secondo me se rimani e prendete un attaccante vincete, e io l'ho ascoltato, anche se quel periodo per me è stato duro e tante voci mi hanno anche dato fastidio onestamente. Il requisito più importante, che era quello del bel gioco e di avere le idee chiare e di far giocare bene una squadra, lui ce li ha sempre avuti, quindi io, credimi, non ho mai avuto neanche il dubbio di privarmi. Qualcuno in società sì, perché poi tu vuoi i risultati. È stato uno degli elementi cardine di questa vittoria. È chiaro che o quest'anno vincevamo oppure qualsiasi altra cosa sarebbe stato un fallimento. Sono contentissimo che sia sempre rimasto con noi e sono ancora più contento che sia con noi anche quest'anno. Paolucci non perde tempo e va sul mercato alla ricerca di pezzi pregiati. A rafforzare la rosa, tra gli altri, Bertoni, Ciriello e Zetto. 3 giocatori che hanno firmato la recente promozione in Serie D del Tor Viscosa. Abbiamo centrato tutti i nostri obiettivi che ci eravamo prefissati a livello di mercato. Ci si sente, ovviamente si inizia a dire ah sì, qualcuno ci chiama, come va, come non va. Mi ricordo un aperitivo in cui eravamo presenti tutti e 3 assieme e mi hanno detto quindi che si fa? Tutti i ragazzi che sono arrivati quest'anno e secondo me hanno dato una mano incredibile. E poi le cose nelle ultime esperienze tra Tor Viscosa e adesso Lignano sono andate bene, visto che tutti e 3 siamo riusciti a muoverci. Poi se si riesce a combinare il pacchetto siamo felici noi, credo siano felici anche le società, ma insomma la macchina da Triestina funziona, dai. Gianluca mi ha fatto penare più degli altri, quello sì assolutamente. Ciriello l'avevo chiesto esplicitamente l'anno della fusione, quindi qualche anno prima. Una figura di un bomber, in tutte le squadre che più o meno vincono hanno un giocatore che fa tanti gol e come posso dire, ma oltre a lui quest'anno sono arrivati tanti altri giocatori, da Zetto a Bertoni, lo stesso Guizzo, i giovani sono cresciuti. È chiaro che Ciriello per noi spostava completamente il gioco. Alla 7ª giornata un altro poker importantissimo a Gorizia contro una rivale accreditata per la vittoria del campionato. Sono già 25 gol fatti, 12 dei quali di Ciriello. Ciriello 12 gol, beato te. Esatto, bravo. È semplicemente stata una conferma di quanto più avanti eravamo noi rispetto a loro, più avanti nel senso di progettualità. Io credo che i nostri 3 anni quella partita lì si siano fatti sentire. Però poi noi siamo andati a riposo, una partita che era in controllo totale sul 2-1 per quell'infortunio clamoroso di Peressini, che voglio dire, non gli capiterà più in tutta la sua vita, povero. Però se noi siamo rientrati dopo 5 minuti del secondo tempo, che eravamo 2-1, una partita che sembrava ormai in ghiaccio, con 2-1, con l'espulsione di Zetto in parità numerica e con l'aspetto emotivo della partita che andava tutto dalla parte della Pro Gorizia. E invece lì i ragazzi sono stati bravi, Mattia Alessio ha fatto una grande giocata, Ciriello ha fatto quello che sa fare. E da lì abbiamo preso il largo e secondo me la partita di Gorizia è quella che ci ha dato lo spartiacque, anche se la partita di Gorizia all'andata era abbastanza presto. Il primato arriva una settimana dopo, 8ª giornata, basta il gol di Alessio per battere lo Zaule e superare un sorprendente Tolmezzo. Da quel momento il Brian Lignano non scenderà più dal trono. Abbiamo inanellato dei risultati clamorosi, 4-5-0, giocando benissimo e ho capito che avevamo una marcia in più degli altri. Un novembre magnifico, 5 gol al Chiarbola Ponziana, 6 all'Azzurra. La sconfitta di dicembre, la prima, con il Rive Flaibano, un incidente di percorso. A fine andata i ragazzi di Moras sono già a più 10 dalla rivelazione sanvitese. Ma soprattutto le rivali accreditate sono lontanissime, più 14 sulla Pro Gorizia, più 20 sul Tamai, battuto di misura alla 9ª giornata. Anche la
vittoria a Chiarbola, ecco questo è stato un momento bello perché l'anno scorso abbiamo perso 3-1 su un campo che comunque è sempre insidioso, ne abbiamo vinto 5-0, una partita che non ha avuto storia, ben fatta. Mi tengo strettissima la vittoria col Tamai in casa, l'andata 1-0, non perché sia stata una partita esteticamente bella, però quella partita lì abbiamo avuto anima, abbiamo avuto voglia di vincerla. Un solo momento di crisi, dalla 21esima alla 24esima giornata, 3 pareggi consecutivi e una sconfitta, con la Pro Gorizia che si porta a -8. Non ho mai pensato di poter essere recuperato. In quel momento lì ho semplicemente cercato di far stare tranquilli i ragazzi, fargli capire che siamo una squadra forte. Sul campo dello Zaule è iniziata la stagione del Brian Legnano e il primo gol in generale dei dilettanti lo ha fatto proprio Ciriello, lo abbiamo capito, grande protagonista della stagione. E sul campo dello Zaule arriva una vittoria, forse decisiva, autogol di Serge, scacciano via tutte le possibili paure i ragazzi di Moras e alla 28esima giornata Gorizia è di nuovo lontana, -13. Noi abbiamo vinto il campionato, la partita a Zaule. Eravamo sotto pressione, si giocava ogni 3 giorni, avevamo anche delle defezioni. Il mister poi è entrato in campo e ci ha abbracciato tutti. E quando vinciamo vado sempre dentro per lasciare la festa ai ragazzi, la loro festa. Quella partita lì è stata penso l'unica dove neanche forse in finale di Coppa li ho abbracciati così tanto. Lì era uno spartiacque, dai. Era un periodo dove non vincevamo da tanto, c'era la Coppa di mezzo e secondo me quella ci ha dato il via poi al filotto finale che ci ha fatto vincere il campionato. E se all'andata il River Flaibano è la prima squadra a battere il Brian Lignano, al ritorno non può ripetere lo scherzo, anche se passa in vantaggio. Diciamo era chiaramente per noi un passaggio che ormai si respirava, però tutto pronto per poter anche fare la festa eccetera, quindi 1000 emozioni, si arriva in campo convinti di fare il risultato, passano in vantaggio loro. Allora lì ho detto, cioè ragazzi, non scherziamo qua, dobbiamo rimetterci subito in carreggiata. Il Brian Lignano vince, è il giorno della matematica, 25 aprile, 31esima giornata. Con il destro è la parata di Nizzi e poi Lice Bertoni. Finisce il Tegil, può cominciare la festa, può cominciare l'estate lunga del Brian Lignano, quella che porterà al primo campionato interregionale a Lignano Sabbiadoro. Insomma, sarà un'estate da campioni. È stato bello festeggiare qua a Lignano, emozionante vedere Zeno contento, emozionante vedere Marino più euforico del solito. È stata una soddisfazione anche perché insomma in 3 anni come ho sempre vinto qualcosa e è stata una soddisfazione pazzesca. È stata un'emozione sicuramente molto grande, molto bella per me che sono partito da 3 anni fa. Prima c'è stata l'emozione della Coppa, era un trofeo, poi assieme al campionato direi che è stato un anno completato molto bene. Purtroppo io quest'anno per vari infortuni sono stato tanto fuori, da fuori mi sono emozionato. Ho gioito con i ragazzi. E quindi è stata la chiusura di un cerchio bellissimo. Con Tamai e Gorizia lontane 14 punti e Serie D. A fine campionato il Brian Lignano chiude con 72 punti a +8 dalle 2 rivali. Mai stato veramente in corsa. Una stagione che meglio di così non poteva andare, sotto tutti i punti di vista. Ciriello capocannoniere con 35 gol, la terza Coppa Italia vinta consecutiva, la Coppa dei Record, e un campionato dominato. È la stagione d'oro del Brian Lignano.